Claudio e Diana sono ambasciatori della Posteggia napoletana. Insieme da 30 anni hanno fatto della loro passione musicale un collante straordinario anche nella vita di coppia. Nati come note mediterranee, hanno poi scelto di sviluppare sempre di più il genere melodico della tradizione per accompagnare eventi pubblici e privati. Li ha incontrati per noi a Salerno Marzia Roncacci. Grazie di averci ospitati a casa vostra, qui siamo nella sala registrazione. 30 anni di carriera. 30 anni, è vero. Lui dice che sono volati perché il peso lo porto io dei 30 anni, però in realtà sono stati 30 anni pieni di tante cose belle, pieni di emozioni, di lavoro che amiamo soprattutto. Quindi diciamo, come dice qualcuno di più importante di noi, che è stato come non lavorare mai. È stato veramente un viaggio bellissimo fin qui e speriamo che prosegua ancora così. Avete festeggiato i 30 anni di musica, di canzoni, Claudio? Abbiamo festeggiati, abbiamo fatto questo show, questa festa. Ci hanno fatto un bel regalo, la partecipazione di molti ospiti importanti che davvero insomma hanno reso ancora più preziosi quei momenti. Avete, a questi 30 anni voi avete dedicato anche, oltre che appunto questa meravigliosa serata, però anche, se non sbaglio, un bel video. Vita mia, oi cora, chi su cora. Abbiamo avuto il privilegio di avere la regia di Duccio Forzano e quindi ha realizzato un video proprio come l'avevamo noi in mente. Duccio Forzano è regista di Sanremo, tra l'altro, no? Tra l'altro, certo. Appunto, del regista del prossimo Sanremo. Sì. E lui ha realizzato questo video in una maniera così amorevole, ecco, amorevole direi, sì, l'ha preso proprio a cuore e ci ha fatto veramente un regalo grande. Abbiamo avuto ospite, tra l'altro, Simona Azzori, che ha danzato per noi, 2 attori bravissimi, e è stato un momento che io credo non dimenticheremo mai. Assolutamente. Scrive sempre, stai contento e non pensi che a te sola. Avete anche un CD, se non sbaglio, dove ci sono i pezzi, non dico più belli, no? Però quelli più rappresentativi della musica napoletana, sì, che voi poi portate un po' in tutto il mondo. Beh, è difficile scegliere, effettivamente, come tu dicevi, i più belli per noi. Insomma, abbiamo scelto in questo percorso musicale, che è anche parte del nostro spettacolo teatrale, e si chiama così il CD, come lo spettacolo Napoli era ora. È un viaggio che va dal Settecento ai giorni nostri, quindi noi abbiamo messo brani che partono da un periodo un po' più lontano da noi fino ad arrivare al più recente, che è Acette Pulle Cenelle. Quindi abbiamo fatto questo viaggio musicale. Ovvero, faccela sentire così proprio al volo. Com'è bella, Acette Pulle Cenelle. Non ci dimentichiamo di quelle attenzioni che una volta erano presenti nella nostra vita quotidiana. Stu desiderio ma fa paura. Noi, come tu sai, portiamo avanti una tradizione antichissima, che è quella della posteggia, ma soprattutto romantici per le serenate, perché è una cosa che noi facciamo ancora, dedicare la serenata sotto al balcone dell'amata, e questo è forse il gesto d'amore più bello che possa esistere. È vero, e dirlo con la musica, no? E dirlo con la musica, dichiarare sì, un amore con la musica. Sì, parola mare. Portate all'attenzione tematiche sociali. Sì, perché il classico napoletano è un repertorio incredibile, ha una canzone adatta per ogni tema. Adesso tu citavi il femminicidio, ne abbiamo scelto un brano che molti pensano sia stato scritto proprio per il video, invece è un brano esistente e in cui le parole sembrano proprio fatte per sottolineare questo problema. Sei stata o prima amore, o prima e l'ultima saprai per me. Una bella storia che dura da tanti anni, la vostra, sia come coppia, no? Perché voi siete moglie e marito, ma siete anche una coppia professionale molto forte. Che cosa vi lega? Non soltanto la musica, credo, no? Le passioni comuni, allo stesso tempo il rispetto che ognuno ha per l'altro, nel lasciare la giusta libertà, nel fare anche le cose proprie, ecco, hobby che non abbiamo in comune. Io direi che ci lega anche una sana pazzia, insomma, siamo
poi siamo matti, siamo un po' matti. Ambedue, insomma, Sì, abbiamo visioni. indubbiamente. Non ci fermiamo davanti agli ostacoli e ci piace sognare in grande.